capitolo, Venezia impugna la lettera di recesso del contratto, nulla è discriminatoria. Il sovrintendente Colabianchi si dice tranquillo, non ci sono basi giuridiche, accordo economico escluso. Nuova ondata di maltempo sulla pedemontana trevigiana nel pomeriggio, raffiche di vento ma soprattutto grandine, grande come uova, hanno provocato diversi danni da Asola a San Zenone degli Azzerini. Violento scontro ad Orgiano nel Vicentino tra un'auto e uno scooter, ferito un quindicenne ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. 2 operai morti di infarto ieri pomeriggio, uno sul luogo di lavoro alla San Benedetto. I sindacati chiedono un confronto urgente tra le parti. A Seren del Grappa sono in corso le ricerche di un'escursionista britannica di 68 anni che non ha fatto rientro all'albergo ad Alano, era impegnata nel cammino retico. La discussa intervista a Ring di Ciacaloco, sedicente rapper che ha girato in carcere dei video pubblicati sui social, le offese al sindaco di Treviso Mario Conte e il mistero di come sia arrivato una telefonata in cella. Respinte a Belluno le dimissioni dell'assessore al sociale, padre di uno dei giovanissimi indagati per il pestaggio in un centro straniero, il sindaco De Pellegrin fiducia sul suo operato amministrativo. La bellezza delle auto d'epoca con la 1000 miglia che dopo 9 anni torna a Padova, ieri sera l'arrivo della tappa e questa mattina la partenza verso i colli. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale di Antenna 3, l'informazione regionale del Veneto. In apertura una notizia dell'ultima ora, c'è stata una lite familiare con accoltellamento nel primo pomeriggio a Santa Giustina, siamo in provincia di Belluno, marito e moglie entrambi sono finiti all'ospedale, nessuno dei due però fortunatamente è grave, le indagini ovviamente sono in corso, nessuna misura restrittiva al momento. Indagini e accertamenti da parte dei carabinieri sono coordinati dalla procura. E passiamo ora a Venezia, dove finisce in tribunale il braccio di ferro tra la Fenice e Beatrice Venezzi. La direttrice d'orchestra ha impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro. Sereno il sovrintendente Nicola Colabianchi che dice è stato rispettato tutto dal punto di vista contrattuale. Venezzi ha impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il Teatro La Fenice. Secondo gli avvocati della direttrice d'orchestra, la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata il 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi è nulla, illegittima, inefficace e discriminatoria. La comunicazione dei suoi legali è arrivata alla Fenice quasi in contemporanea con la presentazione della prima stagione lirico-sinfonica interamente realizzata sotto la sovrintendenza di Nicola Colabianchi. Ciascuno è libero di adire le vie legali secondo quello che ritiene opportuno. Naturalmente noi sappiamo che lei il suo contratto non è firmato, quindi lei non ha un contratto. Sempre secondo la lettera inviata dai suoi avvocati, Beatrice Venezzi sarebbe venuta a conoscenza dell'interruzione del rapporto di lavoro attraverso gli organi di stampa. È falso, le è stato comunicato secondo tutte le vie di legge come richiesto, è stato mandato una mail, un telegramma e una raccomandata, più di questo. Dice che non ci sono le basi per fare azioni legali contro la Fenice? Secondo me non ci sono assolutamente. La nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale della Fenice aveva suscitato quasi da subito una lunga serie di proteste e polemiche con in prima fila i dipendenti del teatro, fino a diventare un caso politico in grado di chiamare in causa anche il governo ed estendersi e far discutere per il prestigio della Fenice anche a livello internazionale. Questo disastro che è stato compiuto da chi aveva il potere di decidere ricadrà senz'altro purtroppo sulla Fenice, ma anche sui contribuenti che dovranno probabilmente pagare dei danni alla Beatrice Venezzi. Questa è la responsabilità di chi aveva il potere di decisione e ha sbagliato decidendo un uomo solo al comando senza confrontarsi con nessuno, e questi sono i risultati. Colabianchi ha escluso in maniera assoluta la possibilità di un accordo economico con Beatrice Venezzi. Certo, ha aggiunto Colabianchi in conferenza stampa, saranno gli avvocati a indicare la condotta da tenere. Noi comunque, ha concluso, siamo totalmente sereni perché abbiamo rispettato tutto dal punto di vista contrattuale. Alla Fenice c'è fretta di voltare pagina, a partire dalla nuova stagione musicale alle porte. Sarà una stagione con molte novità, nel senso che ci sono molti titoli che non erano stati proposti da diverso tempo e ci saranno appunto ciascun direttore artistico dà un'impronta alla propria stagione, quindi essenzialmente una stagione che comunque va a soddisfare le esigenze, le richieste, i desideri del più ampio pubblico possibile.
E una nuova ondata di maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla pedemontana trevigiana. Raffiche di vento ma soprattutto grandine grande come uova ha provocato diversi danni da Asolo a San Zenone degli Ezzelini. Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio intorno alle 16 lungo tutta la fascia della pedemontana trevigiana, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, da Onè di Fonte a Masera. Chicchi ghiacciati, grandi come uova, hanno ricoperto in pochi minuti strade e giardini di un manto bianco. Chi ha assistito al forte temporale accompagnato da raffiche di vento e pioggia racconta di un fenomeno mai visto prima con questa violenza. Ad Asolo le raffiche e la grandine hanno fatto volare le tegole dai tetti di alcune abitazioni. Danni alle colture, ma anche alle auto. Al CFP di Asolo specchietti e cristalli delle vetture andati distrutti, rotti anche i vetri delle finestre, come accaduto al centro culturale Casa dei Campanari. Un disastro. Ondata di maltempo prevista che si è abbattuta con tutta la sua violenza. Diverse le immagini pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana. In mano i chicchi di grandine a Liedolo di San Zenone, a Onè, a Crespignaga di Masera, Castelcucco, ma anche a Vittorio Veneto Nord. Ad Altivole le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante. Ci spostiamo ora ad Orgiano, in provincia di Vicenza, perché c'è stato un violento scontro tra un'auto e uno scooter. È rimasto ferito un quindicenne ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Orgiano, è l'1 del pomeriggio quando in pochi drammatici istanti si consuma un terribile incidente. Un quindicenne viaggia in sella al suo scooter su via Perara, all'incrocio con via Camuzzana, l'impatto violento con un'utilitaria guidata da un 23enne del posto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare, ma le condizioni del ragazzino subito dopo lo schianto appaiono gravissime. Viene lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente arrivano le forze dell'ordine, i medici e gli infermieri del SUAM 118 con un'ambulanza. Data la serietà della situazione del ferito, viene attivato anche l'elisoccorso. Il quindicenne è stato portato all'ospedale San Bortolo e ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. E 2 operai morti di infarto ieri pomeriggio, uno su un luogo di lavoro alla San Benedetto. I sindacati chiedono ora un confronto urgente tra le parti. 2 lavoratori morti per infarto in 2 distinte situazioni. A perdere la vita sul luogo di lavoro alla San Benedetto di Scorzè dopo le 19 il cittadino di origine bengalese Kazi Shakib, di 48 anni, lavorava come carrellista per la cooperativa BS, trovato riverso a terra da alcuni colleghi che, attoniti, hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, oltre al SUAM 118, arrivati anche i carabinieri e lo Spisal. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Per il carrellista non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto solamente dichiararne il decesso. Poche ore prima a morire di infarto Natale Simon, 55 anni, dipendente Veritas come autista dei mezzi per la raccolta differenziata. Aveva da poco finito il turno di lavoro a Portogruaro quando, rientrato a casa verso le 14 a Concordia Sagittaria, il suo cuore ha smesso improvvisamente di battere. Già fissata la data dei funerali previsti per il 12 giugno alle 15 a Concordia Sagittaria alla cattedrale di Santo Stefano. Le 2 morti hanno riaperto il dibattito sulle condizioni di lavoro e sulla prevenzione. La CGIL ha chiesto alla San Benedetto un confronto urgente anche con le rappresentanze sindacali sui carichi di lavoro e sulla gestione di turni. La CISL sottolinea il nodo della frammentazione di responsabilità con la catena dei subappalti. Ma quello che io mi chiedo è, e i committenti coinvolgerli direttamente, evitando che ci siano sempre richieste più assurde o implementazioni di servizi o pressione indiretta anche ai lavoratori, e le istituzioni. Noi non possiamo che stringerci al dolore dei familiari e sperare che questo bollettino cessi di aumentare.
I vigili di fuoco di Belluno stanno intervenendo dalla scorsa notte a seguito della segnalazione del mancato rientro di un'escursionista straniera attesa nel pomeriggio di ieri presso una struttura ricettiva di Alano di Piave. La donna era partita di mattina da Serena del Grappa percorrendo l'itinerario del cammino retico in direzione di Schievenin. I vigili del fuoco stanno operando con personale specializzato, nuclei cinofili, operatori del SAPRE e il nucleo elicotteri di Venezia, impegnato nel sorvolo dell'area. Le operazioni si concentrano lungo il tratto montano compreso tra Forcella d'Aviene e la Val Dumela, nel comune di Alano di Piave. Le ricerche si svolgono in stretta sinergia con il soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di Finanza e le forze dell'ordine. Le operazioni sono tuttora in corso. E sono state respinte a Belluno le dimissioni dell'assessore padre di un indagato. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha espresso fiducia sul suo operato amministrativo. Le responsabilità sono personali. Lo ha detto in una nota diffusa relativa alla scelta assunta 2 giorni fa dall'assessore Marco Dal Pont di rassegnare le proprie dimissioni in seguito al coinvolgimento del figlio in un'aggressione ai danni di uno straniero risalente allo scorso marzo. Il primo cittadino precisa tuttavia che respingere le dimissioni del collaboratore non attenua in alcun modo la gravità dei fatti accaduti né la condanna che meritano. È una decisione, ha aggiunto, che nasce esclusivamente dalla convinzione che le responsabilità siano personali e che il giudizio sul ruolo di un amministratore debba fondarsi esclusivamente sulla propria personale condotta e sul suo operato istituzionale. E torniamo a parlare della discussa intervista a Ring di Ciacaloco, sedicente rapper che ha girato in carcere dei video pubblicati sui social. Le offese al primo cittadino di Treviso, Mario Conte, e il mistero di come sia arrivato anche un cellulare in cella. Viviamo in un sistema manipolatrice, ho commesso errori, ho sbagliato e infatti ho pagato. 3 volte in carcere, 9 anni complessivi di detenzione, l'uscita dalla casa circondariale ad aprile, espulso dall'Italia e rimpatriato nel paese di origine, il Bangladesh. Ciacaloco parla a Ring, intervistato da Ferdinando Avarino dopo i video girati illegalmente in cella e pubblicati sui social con Ade e Ozuna ritenuti responsabili dell'omicidio di Francesco Favaretto e dopo i ripetuti insulti al sindaco di Treviso Mario Conte. Non chiedi scusa? Ma perché dovrei chiedere scusa se sto dicendo la verità? No, non è verità, è quello che pensi, perché che è diverso. Scusa se sto dicendo le cose come stanno. No, ma come stanno dal tuo punto di vista, cioè è la tua idea. Non sanno neanche di essere là per omicidio. Ma vabbè, cioè cosa fanno? Vivono fuori dal mondo, non sanno quello che è successo e c'erano quella sera. Il tema è, intanto c'è un video e non può esserci un video. Perché non può esserci un telefonino in una cella, quindi già è sbagliato. Poi è chiaro che... È per questo che ritorniamo al discorso, il fatto che... È solo colpa tua, lo so. Come dice lui, la galera, il carcere non è un luogo di rieducazione, di pentimento. Nessuna scusa al sindaco, nessun pentimento per le parole espresse. Il mistero di come quel telefono sia entrato in carcere resta. Non risponde nemmeno su questo. Ritengo Treviso la mia casa, perché chiedi scusa al sindaco. Una casa dove sono stato, diciamo, bandito. Una casa dove ho soprattutto... Ma non è normale commettere reati. Non è normale commettere reati. Capisci il motivo per cui c'è anche una paura da parte delle persone? Non ho detto che continuo a commettere reati, questo comunque è un passato, ma... È un reato avere un telefonino in cella. Rapper non maranza, così si vuole definire Ciacaloco. Video fatti per divertimento, dice, quasi impossibile riportarlo nei ragionamenti sul piano della legalità. Un dialogo che è ripiegato sul carcere, sulla delinquenza e su come il sistema italiano, dice il sedicente rapper, condurrebbe chi è in difficoltà a commettere reati, pensiero che è sintomo di un vittimismo, un modo di pensare che alcuni di loro possono condividere. Una volta che è un vortice, una volta che entri in quel vortice, fanno in modo che la tua vita sia finita per sempre. Ma non so, cioè non è che ti dicono devi partecipare a una baby gang, devi partecipare a una gang alle risse, devi avere il coltello in mano, in tasca, cioè insomma intanto per farla presente, io
Ho sbagliato nella mia vita, siamo nella miseria, siamo nel fracasso. Non c'è dubbio, tutti ci lamentiamo, quasi nessuno arriva alla fine del mese. Però non mi metto a imbracciare o altri non si mettono a prendere un coltello in mano. E nel carcere di Padova sono stati aggrediti 3 agenti penitenziari da un detenuto. A darne notizia la Federazione Nazionale Sicurezza della CISL di Padova e Rovigo, che esprime la più ferma condanna per l'ennesimo grave episodio di violenza. Particolarmente grave, spiega il sindacato, appare la circostanza che l'aggressione sarebbe scaturita da futili motivi, a conferma di una situazione ormai divenuta insostenibile all'interno dell'istituto, dove ogni pretesto sembra sufficiente per generare tensioni e disordini e aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria, chiamato quotidianamente a operare in condizioni estremamente difficili. Un contesto aggravato dalla carenza di personale, conclude il sindacato, che chiede l'immediato allontanamento del detenuto resosi responsabile della violenta aggressione e la riduzione della popolazione detenuta presente presso la casa circondariale di Padova. E da venerdì tornano attive le cosiddette zone rosse nei comuni di Venezia, Jesolo e Chioggia. L'annuncio durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. Sul fronte sicurezza preoccupa in particolare l'aumento della violenza giovanile. Partiranno da venerdì, noi contiamo di adottare per il territorio della città metropolitana di Venezia una serie di provvedimenti che riguardino sia il territorio di città Venezia, quindi Mestre, Marghera e la parte lagunare, e ovviamente le 2 città che ce lo hanno richiesto, che sono Chioggia e Jesolo. Tornano le zone rosse. L'annuncio arriva dal prefetto di Venezia Darco Pellos, che ha presieduto a Cacorner la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, un tavolo che riunisce i prefetti del Veneto, i vertici delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. La violenza giovanile è uno dei temi caldi, uno dei fronti aperti che genera maggiore preoccupazione. L'ultimo episodio grave a Sottomarina, una violenta rissa tra una quindicina di giovanissimi in Viale Venezia la notte tra sabato e domenica. Sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause. Certamente molti dei comportamenti più disagiati sono determinati da un abuso di alcol, talvolta anche da comportamenti dei gestori dei luoghi di ricreazione, che quindi vanno altresì osservati, ma noi stiamo collaborando anche con queste categorie per giungere ad un livello di sicurezza che sia adeguato. Le risposte delle istituzioni arrivano, dice il prefetto di Venezia. A Jesolo, ad esempio, dagli interventi dopo la rissa di via Herrera o dopo la rapina di un minorenne in piazza Carducci, fino all'aumento numerico di personale delle forze dell'ordine. Ma le risposte, aggiunge Darco Pellos, devono arrivare anche dalla scuola, dalla famiglia e dalla società civile. Sul territorio delle forze dell'ordine ci sono, e la dimostrazione è data dalla capacità delle forze dell'ordine di intervenire immediatamente in tutti i casi in cui si sono verificati dei disagi. E questo, la dimostrazione di Jesolo è proprio quanto di più efficace si possa fare. Avete visto come anche gli ultimi episodi siano stati immediatamente contrastati dalle forze dell'ordine, sono stati immediatamente individuati i soggetti. Zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte, non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica, c'è una risposta che deve essere data dal sistema e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. E a Roma è stato convocato il Consiglio federale che si sta tenendo proprio in questo momento. Dietro le dichiarazioni ufficiali e rassicurazioni di facciata, il confronto tra Luca Zaia e Matteo Salvini riguarda il futuro stesso del partito. La Lega è a un bivio. Il fiato sul collo del generale Vannacci con Futuro Nazionale, come indicano i sondaggi, è un problema per il Carroccio in vista delle elezioni 2027. A Roma è stato convocato il Consiglio federale. Il punto centrale non è il ruolo di Zaia, ma il controllo dell'eredità politica del Veneto. Il messaggio di Zaia a Salvini è questo: io non entro nella segreteria per fare il numero 2. Se
entro per ridisegnare la Lega. Salvini invece avrebbe un'esigenza diversa: neutralizzare il rischio che Zaia diventi il punto di riferimento di tutti coloro che contestano la trasformazione nazionale della Lega. Zaia non ha bisogno di una promozione formale. Dopo 15 anni alla guida del Veneto e con un consenso popolare ancora altissimo, una semplice vicepresidenza sarebbe percepita come un ridimensionamento. Il vero negoziato probabilmente riguarda 3 questioni. La prima, il futuro della Lega Nord, recuperare una struttura territoriale forte e autonoma. Secondo, le candidature del 2027. Zaia vuole avere voce decisiva sulla composizione delle liste e sulla classe dirigente del Nord. Terzo, la successione a Salvini, non immediata, ma nessuno ignora che il tema esiste. Per questo il paragone con la CSU bavarese non è casuale. In sintesi, la trattativa reale non è Zaia vice di Salvini, è molto più profonda. Se l'accordo regge, Salvini resta leader e Zaia diventa garante del Nord. Se non regge, l'ex governatore rischia di trasformarsi nel catalizzatore di tutto il malcontento leghista del settentrione. E dopo 9 anni la Mille Miglia torna a Padova. Ieri sera l'arrivo della tappa e questa mattina la partenza verso i colli. Motori rombanti, le luci dei fanali, i colori delle auto, l'atmosfera romantica di Prato della Valle che sembra tornare al passato. La magia delle Mille Miglia torna dopo 9 anni a Padova. 400 equipaggi, 29 nazioni presenti, 77 veicoli, vetture che hanno gareggiato in gare di velocità tra il 1927 e il 1957. Padova ha dato di tutto e di più a Mille Miglia, al motorismo. Eravamo gli anni ruggenti, i primi anni 20, 30, 40 del secolo scorso, eravamo i primi della classe a livello internazionale sicuramente. Mille Miglia lo dimostra. E ne è la prova che dal 1927 al 1957, quando era la vera Mille Miglia gara di velocità, non è mai mancata per Padova. Oltre alle auto storiche, in piazza Insurrezione hanno sfilato anche le Ferrari, tanti padovani che hanno ammirato il loro passaggio, tra di loro anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani. Una città che è stata capitale di motori ma che oggi celebra una manifestazione straordinaria, la Mille Miglia, che garantisce anche un grande senso di comunità e oggi è un orgoglio alla fine di tanti appuntamenti a Palazzo Balbi essere qui per qualche minuto insieme a tanti padovani per questa meravigliosa tappa della Mille Miglia. Tra i volti noti alla guida delle auto, l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il campione di motociclismo Loris Capirossi e lo chef Carlo Cracco. Porta davvero grande lustro a tutto il territorio della provincia di Padova con questo percorso che si snoda davvero negli angoli più belli e più suggestivi della nostra provincia, che farà tappa nella magnificenza della città di Padova, nella meravigliosa cornice di Prato della Valle, che ci porta davvero tanto orgoglio, tanta soddisfazione. La Mille Miglia nel 2027 compirà 100 anni e la speranza che Padova possa essere protagonista della storica edizione. Il Presidente Racci me l'ha promesso, per cui spero mantenga la promessa che venga fatta. È una bella cosa, per Padova è una cosa molto bella. A me piace molto, devo dirti, sotto tutti gli aspetti. Poi vedremo 400 macchine storiche, ce n'è una di fronte alla piazza di Morassutti che ha fatto le miglia e miglia, ha esattamente la mia età, 74 anni, pensa, è giovanissima. Questa mattina la partenza della seconda tappa da Prato della Valle, le auto si sono dirette verso le terme e i colli. E questa era anche l'ultima notizia di oggi. Dopo la sigla, spazio alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.